Senti, papà, quello che si è mangiato 4 kg di carbonara. Da non incomincia, ma era una porzione piccola, c'era una porzione piccola di passare che il palato. Era Giorgino. Cioè io dici che mangiavo una porzione così grande. Amore, sono che sbugiato, ma non è vero. Io mangio quanto un uccellino, cioè, lo sanno tutti, lo sanno pure Giorgino. Cioè, un uccellino. Insomma, 4 kg di pasta. Poi dovete sapere che io, la griscia è la carbonara. Che va a guanciare definitivo, c'è non ci sta alternativa. O ci mette il guanciare o non è carbonara. Cioè da noi Certo. Da noi i porci li allevano Sì. anche per strada assieme ai cinghiali. C'è per questo che noi andiamo Sì. a pane e porchette, cioè, e poi a un certo punto, cioè, il guanciale lo mangiamo pure la mattina, a colazione. Cioè, noi lo mangiamo crudo, perché ci piace mangiarlo crudo. Te io, cioè, nella carbonara ci avessi messo il bacon, il classico bacon delle praterie, cioè quello che mi piace tanto. Però il dice no, ci va a mettere un guanciale, ma faccio guanciale un po' lo buttiamo perché ne fa schifo. Però dice che ci sta meglio una carbonara. Poi non lo so, in tutto il giro che ho fatto, cioè io ho assaggiato carbonara fatta con prosciutto crudo, con tutte qua. E addirittura con la mozzarella.